Sta calando la sera, ma sta arrivando invece un giocatore che è in crescita, perché dalle prime volte che ti ho visto all'inizio campionato direi che adesso è il Davide Scarpi che conoscevamo. Sì, mi sento molto meglio rispetto alle prime partite dell'inizio. Sicuramente assieme a tutta la squadra stiamo facendo un lavoro perché siamo tanto giovani, poi il mister ci ho lavorato dall'anno scorso, lo conosco bene, mi mette sempre in condizione di esprimermi al meglio. Sto giocando in un ruolo dove comunque un po' mi devo adattare perché la prima punta non sarebbe il mio ruolo cardine, sarei più trequartista o d'esterno, però nel modo in cui ci fa giocare il mister mi trovo bene e mi metto a servizio. Stavo per dirtelo infatti, perché il tuo ruolo sarebbe proprio dietro le punte, è che questo maledetto ruolo ormai lo stanno scartando un po' tutti, no? Sì, no, è un ruolo che mi piace, io sono nato trequartista, però appunto al mister gli serve un po' più di esperienza degli altri ragazzi che ci sono e quindi faccio quello che mi dice lui, ecco, mi metto a servizio. È un Vittorio che aveva iniziato così, poi ha ritrovato fisionomia, adesso avete avuto questo sbandamento, diciamo, dell'addio tra virgolette di Costantini che vi saluta, però insomma questo pareggio con il Caorle direi che è un punto che muove la classifica, come diceva il mister. Sì, è un punto che per come è venuto muove sicuramente la classifica, perché il Caorle domenica ha giocato molto meglio di noi, specialmente per demerito nostro, perché non siamo riusciti a proporre le cose che avevamo provato in settimana. Che dire, l'addio di Maurizio è una figura che io personalmente ho un rapporto da 3-4 anni a questa parte, sì, quindi lo conosco bene, so cosa può portare all'interno di una squadra. Dispiace, però insomma sono scelte che ha fatto la società. Per quanto riguarda la squadra e il nostro cammino, comunque sono fiducioso perché so come lavora il mister, ho fiducia nei miei compagni, anche se siamo effettivamente tanto giovani, e quindi vedo un futuro roseo, dai. Però devo dire che questi giovani si stanno muovendo bene, perché sono giovani interessanti e hanno capito forse gli schemi appunto che Stefano vuole. Sì, sono ragazzi veramente interessanti, sono dei bravi ragazzi, forse a volte anche troppo, ci vorrebbe un pochino più di malizia, di cattiveria, però devo dire che anche in settimana li vedo bene, vedo che si impegnano, ci ascoltano. Noi comunque non siamo vecchi che diciamo massacriamo, ecco, e anzi cerchiamo di dargli una mano perché siamo stati anche noi giovani e quindi è giusto così, no, ma sono bravi, non posso dire niente, anzi mi auguro che continuino così, ecco. Il Cavarzano vi aspetta una bellunese arrabbiata E ostica, sicuramente sarà una battaglia e credo anche una bella partita, perché comunque hanno elementi interessanti e sono una buona squadra anche loro. Bocca al lupo. Crepi, grazie.